Prima corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna, sono in pista 9 cavalli di 3 anni, favoritissima è Brezza dei Venti con Antonio Greppi. All'1 British Matley, 2 Brezza dei Venti, 3 Bob Logan, 4 Bashir Mou, 5 Brigante, 6 Belen di Roberto. In seconda fila 7 Baia dei Sogni, 8 Baltic Storm, 9 Business del Pino. Problemi in fase di allenamento per Bashir Mou, parte con molta cautela anche Belen di Roberto. Problemi per Business del Pino, si parte con Brezza dei Venti che scavalca British Matley, all'esterno è Bob Logan che cerca posto lungo i birilli, terza alla corda è Baia dei Sogni, poi gli altri più indietro capeggiati da Baltic Storm. Numero Sbaglia 9, Bob Logan, Business del Pino, che era rimasto all'esterno lungo squalificato. la prima curva. Brezza dei Venti approccia i primi 200 al comando, 14,8 per la prima frazione di gara. In seconda posizione è sempre British Matley a precedere Baia dei Sogni, partita bene dalla seconda fila, figura ora in terza posizione, mentre si è rimesso Bob Logan in quarta posizione a precedere Baltic Storm. Primi 400 passati in 34. Non lesina l'andatura Antonio Greppi in salchi alla figlia di Mago d'Amore. Ha sempre quelle 2-3 lunghezze nei confronti di British Matley. In seconda posizione sempre a precedere Baia dei Sogni. Poi Bob Logan, Baltic Storm, gli altri più indietro. Anzi, molto più indietro, in sesta posizione a intervallo. C'è Belen di Roberto. Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa con Brezza dei Venti che li passa in 1, 1 e 4. Si viaggia sul piede del 1,17, qualcosina di meno. Brezza dei Venti che continua a guadagnare margine nei confronti del resto della compagnia, d'altronde il motore è diverso, deve soltanto trottare gli ultimi 600 metri di corsa, 1,16,5 al primo chilometro con una frazione in 15,1, allunga ora. British Matley è sempre in seconda posizione avanti a Baia dei Sogni, poi Bob Logan, i 1200 passati in 1,31,2, un parziale in 14,7, fa anche un po' di velocità quando siamo a 300 dalla conclusione. Brezza dei Venti che ha guadagnato 25-30 metri di vantaggio nei confronti degli altri tre che lottano per le piazze. British Matley avanti a Baia dei Sogni che sembra lunga e poi Bob Logan, la retta d'arrivo per Brezza dei Venti, di più per gli altri. Brezza dei Venti che viene a rifinire il tutto in controllo. Brezza dei Venti che vince nettamente nei confronti di British Matley che finisce al secondo, terzo è Bob Logan avanti a Baia dei Sogni. 1,15,2 ragguaglio cronometrico, 59,6. 59,4 per gli ultimi 800 metri di corsa di Brezza dei Venti, la figlia di Mago d'Amore e Ambro Wealthy, sorella piena di Urlo dei Venti, che vince al debutto senza alcun problema. Andando al comando Antonio Greppi ha risolto molti dei suoi problemi, molti dei suoi dubbi, vince in controllo. Al secondo, come sempre, positivo British Matley, al terzo Bob Logan a precedere Baia dei Sogni. Questi quattro praticamente arrivati al palo molto più avanti rispetto agli altri. Il successo è tutto per Brezza dei Venti, Antonio Greppi e Enrico Fiaschi, i colori della scuderia Barbalbero.